Assessore Sciaurli, incontro oggi a Roma insieme al Presidente Serracchiani con il Ministro delle Risorse Agricole Martina. Quali temi sul tappeto? I temi che le nostre categorie, ma soprattutto il nostro settore primario, i nostri agricoltori ci pongono quotidianamente, a partire dal ritardo nei pagamenti sulle misure a superficie, su cui abbiamo ottenuto da parte del Ministro una rassicurazione a intervenire direttamente presso Agea, perché questa è un'attesa fortissima del nostro territorio. Ricordo che su queste misure abbiamo investito oltre 17 milioni di euro di risorse regionali e quindi investendoci di più, vedere i ritardi dei pagamenti per noi è ancora più difficile e ancora più incomprensibile. Il secondo tema è stato quello di riconoscere alla vitivinicoltura del Carso, come abbiamo chiesto in maniera unitaria, una prelazione nell'autorizzazione ai nuovi impianti di vigneto proprio per le caratteristiche di quel territorio e proprio anche perché questo rappresenterebbe una possibilità per l'intera agricoltura triestina. Terzo tema è quello dei 10 vitigni resistenti, in cui noi chiediamo che vengano riconosciuti per la loro il loro altissimo contributo alla sostenibilità ambientale, che possono essere riconosciuti anche in termini di finanziamento. Quindi una ricerca fatta nella nostra regione, che è stata approvata a livello nazionale, è riconosciuta a livello europeo e che deve trovare la giusta visibilità, riconoscibilità, ma anche le giuste possibilità di finanziamento, perché ovviamente può dare delle risposte importantissime alla vitivinicoltura e soprattutto a una vitivinicoltura sostenibile e di qualità. Quindi dal Ministro avete avuto rassicurazioni importanti in questo senso? Sì, ovviamente sì, devo dire che ci siamo concentrati prima di tutto sui pagamenti delle misure a superficie, che ci sembrava il punto più importante. Su questo si è preso un impegno immediato di contattare Agea per capire le situazioni e le criticità della regione Friuli Venezia Giulia, ma devo dire che anche sulle altre due situazioni, il Carso e i vigneti resistenti, c'è stata non solo una forte attenzione ma anche la capacità subito di prendersi gli impegni.